Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova edizione della nostra trasmissione 7 in punto. Ci occupiamo di un tema che è sotto gli occhi di tutti. Chiunque sia passato vicino ad un fiume, ad un canale, ad un campo o anche nel giardino di casa si è accorto che la siccità sta veramente diventando un po' preoccupante. E questa mattina affrontiamo questo argomento assieme al presidente di ANBI Veneto, Francesco Cazzaro, e l'Associazione Nazionale delle Bonifiche, che tiene sott'occhio ovviamente anche la situazione in vista delle coltivazioni che avranno bisogno nelle prossime, ancora no, ma sicuramente nei prossimi mesi, di essere irrigate se Giove Pluvio non ci mette rimedio. Allora Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuto. Buongiorno a lei. Questa siccità allarmante, così abbiamo titolato la nostra puntata, è un fatto che si sta ripetendo negli ultimi anni d'inverno e sta diventando quasi una consuetudine, che poi però ha delle ripercussioni nel lungo periodo. Sì, è vero, diventa ormai una costante con qualche piccola variante come quella che abbiamo avuto l'anno scorso, che è andata nel migliore dei modi. Quest'anno invece siamo tornati un po' alla consuetudine di un inverno molto secco e soprattutto con poca neve in montagna. Questo genera tutta una serie di problemi a valle e nelle pianure, nelle nostre pianure venete. Il fatto che non sia piovuto praticamente per tutto il mese di gennaio, a parte un paio di giorni, dove abbiamo avuto in media meno della metà della piovosità consueta, diciamo, con addirittura meno 2/3 in alcune zone, tipo quella veronese dell'Adige, la zona dell'Adige, il bacino dell'Adige e quello del Brenta, e questo si ripercuote poi anche nella minor caduta di neve sui montagna, che è poi quella che ci dà respiro durante l'estate con la siccità. Allora, spieghiamo bene com'è la situazione. Intanto abbiamo anche delle immagini molto eloquenti che avete girato in questi giorni sull'asta dell'Adige, in particolare nei canali limitrofi, che mostrano la desolazione con un po' la situazione che abbiamo visto anche nel Po, no? Questi isolotti che abbiamo visto soprattutto nelle zone piemontesi. Da noi diciamo siamo alla foce, quindi forse si vede un po' meno, però è basso. Com'è la situazione in generale? La situazione dei fiumi, soprattutto dei grandi fiumi come l'Adige, il Brenta, il Piave, diciamo che ricalca l'andamento della piovosità, e quindi anche in questo caso abbiamo il livello medio che è attorno al 50% della portata normale, diciamo, facendo la media degli ultimi 10 anni, siamo alla metà quest'anno della portata. Ecco, essere in queste situazioni, in questo periodo, è drammatico. Pensi che di contro l'agricoltura, che è quella che usa principalmente l'acqua nel periodo caldo, estivo, comincia sempre più presto ad utilizzarla. Una volta il periodo di irriguo cominciava ad aprile e finiva a settembre, adesso per noi comincia a marzo e finisce ad ottobre, ma già in certe zone, con alcune culture, comincia ad esserci bisogno di acqua e di irrigare già a fine febbraio, e poi si allunga il periodo ai primi di novembre, quindi è una situazione piuttosto delicata. Sì, appunto, basta vedere questi isolotti, ogni tanto li vediamo, diciamo, si vedono, però la larghezza di quello che ci sta intorno, della sabbia che emerge, sicuramente fa capire, e anche, diciamo, si vede che la profondità fa vedere il fondo ben chiaramente, quindi vuol dire che anche il livello dell'acqua, anche dove c'è, non è tanto alto, insomma. No, ecco, aggiungo che noi vediamo il livello basso dei fiumi, e quello ci dà l'idea che abbiamo poca acqua. Ne abbiamo ancora meno dove serve rispetto alla portata dei fiumi. Mi spiego, noi usiamo l'acqua con le derivazioni, cioè con quello che preleviamo dai fiumi, per portarla poi dove serve all'interno delle campagne. Ecco, cioè, diciamo che la rete dei consorzi di bonifica è una specie di grande sistema che apri di qua, chiudi di là, insomma fa circolare l'acqua poi dove serve. Esatto. E avere poca acqua nei fiumi vuol dire
dover derivare meno, anche molto meno rispetto alla quantità alla proporzione dell'acqua che c'è nei fiumi, perché questa è una norma europea e italiana che abbiamo, quella di dover lasciare un minimo di quantità di acqua nei fiumi per la fauna, certo, che poi non esatto, ci pensiamo mai, perché la sopravvivenza. non ci si alimenta più dei pesci dei fiumi, delle creature dei No, fiumi. purtroppo. Una volta si usava anche mangiare i pesci di acqua dolce, adesso qualche trotella, insomma sono le uniche superstiti. Vero. Ma chissà anche loro quanto stanno soffrendo, perché effettivamente con poca acqua... Certamente l'ambiente, diciamo, acquatico diciamo che soffre anche con la troppa portata, a dire la verità, perché nuotare controcorrente quando i fiumi sono impetuosi non è così semplice, però di contro anche quando ce n'è poca la sopravvivenza anche per i pesci, per tutto l'ambiente acquatico, insomma, diventa difficoltosa. Allora, ora abbiamo detto che per il momento ancora per un po' l'acqua, diciamo, non serve per i campi, ma è questione di settimane, appunto. Forse la prossima settimana, a fine mese, dicono che arriverà l'acqua, ma il problema rischia di diventare un po' endemico e trascinarsi fino all'estate. Ci vuole spiegare perché? Perché noi adesso, se abbiamo le piogge, se arrivano le piogge, il problema, diciamo, viene così bypassato e mitigato. Però se c'è la necessità di usare l'acqua dei fiumi, prima che i fiumi arrivino in portata per poter derivare l'acqua che serve per le campagne, ci vuole un bel po' di pioggia che arrivi e che rimpingui le falde, che anche quelle sono a livelli del meno della metà del livello medio rispetto agli ultimi anni. C'è questo punto della neve, che lo scioglimento delle nevi fa arrivare la stagione, appunto, anche se non ci sono piogge, così esatto. Si copre ampiamente la stagione primaverile fino a dopo Pasqua con questo scioglimento. Quest'anno l'anno scorso finirà molto prima, insomma. Sicuramente sì, dipende da come andrà l'annata dal punto di vista meteorologico, anche per quanto riguarda le temperature, però per esempio l'anno scorso abbiamo avuto acqua dai nevai che continuava a rimpinguare, diciamo, il flusso dei fiumi fino all'estate. Quindi anche nei periodi siccitosi comunque l'acqua nei fiumi c'era e potevamo averla nella rete di distribuzione dei consorzi. Quest'anno sicuramente, tanto più se avremo una primavera abbastanza calda e quindi ci sarà uno scioglimento abbastanza veloce della neve che è caduta, poi in estate sarà veramente dura riuscire ad avere l'acqua che serve per le culture e per produrre quel cibo che poi ognuno di noi vede sulla tavola di tutti i giorni. Viene da dire che mancano solo le cavallette quest'anno, ma sì, di solito arrivano anche quelle a una certa fase della stagione, purtroppo anche dalle nostre parti, magari non come in Africa o come in alcune zone abbiamo visto, però esistono anche quelle. Ecco, speriamo, c'è da sperare, ecco, che nei momenti almeno quelli più critici, insomma, dall'alto, dal cielo, arrivi un po' di acqua, un po' di pioggia nel periodo di semina e nei periodi critici per quanto riguarda l'agricoltura. Non dimentichiamoci che al di là dell'agricoltura, per cui l'acqua è fondamentale, poi ci sono tutta una serie di altri servizi cosiddetti ambientali, ecosistemici, che hanno necessità di acqua e che vanno in crisi nel momento in cui ce n'è poca o addirittura come adesso non ce n'è. Qua, per esempio? Immagino tutte quelle attività che hanno industriali o artigianali o la depurazione delle acque stesse, che hanno i loro scarichi che vanno nei corsi d'acqua che devono essere appunto vivi, cioè devono avere l'acqua che corre. Ecco, questi potrebbero andare in difficoltà mancando l'acqua, ci potrebbe essere anche questo rischio, quindi ma questi famosi bacini di laminazione, quelli che sono esistenti, in qualche modo aiuteranno a compensare un po' questo? Ecco, purtroppo abbiamo una criticità forte anche da quel punto di vista, perché gli unici che ci possono dare una mano sono i bacini montani, ma sia nell'area del Brenta che dell'Adige, insomma, anche lì siamo
al di sotto della metà della capacità di invaso che hanno quei laghi e quei bacini, e quindi anche lì possiamo sperare poco come aiuto durante l'estate. Ecco, io credo che sia arrivato il momento veramente di mettere mano seriamente alla situazione. Ci si è pensato, ci si pensa da molto tempo a catturare quell'acqua che piove e che per il 90-95% corre a mare. Non è possibile, non ce lo possiamo più permettere di lasciare andare a mare quasi tutta l'acqua che piove. Dobbiamo conservarne una parte per quando serve, perché altrimenti... Siccome è un problema che non è che riguarda soltanto il Veneto, voglio dire, anche se purtroppo mi pare di aver visto negli ultimi anni che il Veneto sia stato più colpito di altre regioni italiane, perché soprattutto per la questione della neve che è scesa meno rispetto al Piemonte, rispetto alla Lombardia, e quindi diciamo che quello dà veramente un contributo molto importante quando si tratta poi di preservarsi per le stagioni più secche, però penso che sia una cosa che può riguardare generalmente l'Europa come minimo, voglio dire. Non ci sono dei progetti, delle cose a cui possiamo fare riferimento, degli aiuti che possiamo chiedere anche a qualche altro paese per venirci incontro? Ma guardi, a dire la verità, dei consorzi di bonifica veneti si sono dati da fare in questi ultimi anni e hanno una progettualità molto importante, imponente nei cassetti, ma non solo. Negli ultimi anni sono stati finanziati attraverso il PNRR e il Piano Nazionale Rurale di Sviluppo e attualmente adesso con il PNRR siamo a una cifra attorno ai 350 milioni per i 10 consorzi veneti, che 11 con quello di secondo grado, il LEB, che ha lo scopo appunto di portare l'acqua un po' dappertutto. Per l'irrigazione, diciamo, è l'asta principale veneta che coinvolge 3 consorzi, ma gran parte del Veneto, insomma, ecco. Queste risorse sono destinate a migliorare ad efficientare l'uso dell'acqua in agricoltura, consentendo in alcuni casi anche un risparmio del 50% per quanto riguarda l'irrigazione. E come siamo messi? Come stanno andando avanti questi progetti? Stanno procedendo. Il fatto è che questa è una parte, diciamo, delle necessità che ci sono, e soprattutto nel momento in cui noi usiamo capillarmente l'acqua, diciamo, esclusivamente per la pianta, dedicata esclusivamente alla crescita della pianta, non ce l'abbiamo più per l'ambiente esterno, cosa che rende famoso il Veneto per il suo verde, per la sua rigogliosità degli ambienti che ha e che sono costituiti proprio dalla capillarità della distribuzione dell'acqua superficiale derivata dai fiumi. Nel momento in cui noi andiamo ad usare esclusivamente acqua per le culture, rischiamo che tutto quell'ambiente va a farsi benedire, diciamo, ecco, usando una parola un po'... Ma infatti tanto... poi c'è il solito problema che a me, per esempio, io l'ho visto, io abito in collina, sui Colli Euganei, e si vede di anno in anno questa famosa parola che sentiamo dire, la permeabilità dei suoli. Si vede fisicamente, cioè i suoli che hanno queste piogge torrenziali e poi se lunghi periodi di siccità diventano durissimi, come delle specie di lavagne su cui l'acqua non penetra. Quello è dovuto principalmente al cambiamento climatico che c'è stato, cioè forti piogge concentrate in momenti brevi e poi lunghi momenti di siccità dove il terreno inaridisce. Quando piove l'acqua scivola via e non c'è il tempo, diventa compattissimo, non c'è il tempo che imbibisca il terreno e quindi è come quasi neanche venisse. Quasi meglio che si sia coltivato molto, tipo sugli Euganei, perché così la terra viene mossa. Certamente sì, ecco. Uno dei rimedi ai quali stiamo pensando come consorzi, ma da tempo, e però ci sono alcune difficoltà da superare, su questo la Regione mi sembra sia disponibile a darci una mano e a creare le condizioni per poter usare durante il periodo in cui piove molto per invasare l'acqua e durante il periodo in cui c'è scarsità d'acqua per averla disponibile, le cosiddette cave dismesse.
oppure non più operative. In Veneto ne abbiamo molte, sì, sono situate soprattutto molto... nella Pedemontana, quindi in una zona diciamo, molto efficace dal punto di vista logistico per l'utilizzo, per l'immagazzinamento e anche per l'utilizzo. Ci sono delle difficoltà da superare di tipo legale, burocratico, cioè queste sono proprietà private e serve, diciamo, probabilmente mettere tutte le forze in campo, tutti i soggetti attorno ad un tavolo e riuscire a superare la resistenza che è anche legittima dei proprietari del loro terreno, delle loro cave, per metterla... Ecco, io vedrei veramente una rigenerazione del territorio da quel punto di vista. È stato un attimino sfruttato e forse diciamo, si è deturpato un po' anche l'ambiente sfruttandolo per quel che c'era di necessità quando sono state impiantate coltivate quelle cave. Abbiamo fatto recentemente una puntata sugli euganei per raccontare i 50 anni della legge che ha fermato l'escavazione sugli euganei, poi però è continuata l'escavazione lungo i fiumi, e anche lì voglio dire, cioè, ovviamente poi abbiamo costruito imperi e città in tutto il mondo, però diciamo che forse è arrivato il momento di restituire, ecco, attraverso l'uso ponderato e efficiente di quel tipo di terreni e di situazioni che si possono, diciamo, possono riuscire a ridare nuova vita, ecco, a territori che stanno andando in difficoltà e magari a redimersi, ecco, per i danni magari causati tempo fa. Questo ragionamento, anche perché il lungo periodo pandemico, assieme alla crisi climatica, assieme a quello che sta succedendo nelle case di tutti, con le bollette che salgono, il pieno di benzina della macchina che diventa quasi inarrivabile e le preoccupazioni per probabilmente adesso per forza di cose rivoluzione ambientale che sarà velocissima e metterà a disagio molte persone che dovranno magari cambiare, che ne so io, gli elettrodomestici, la macchina, i sistemi di alimentazione delle caldaie, e questo arriverà presto nelle nostre case. Serve fare un po' mente locale per vedere in che direzione andare, preservando anche appunto quello che abbiamo intorno a noi. Certamente sì. Ecco, uno diciamo, dei punti di domanda che qualcuno mette sull'uso di queste cave, di questi ambienti, è quello che, ma sì, però con i problemi che abbiamo di energia adesso, dalle cave per utilizzare l'acqua bisogna pomparla per immetterla nel reticolo di distribuzione. È vero, ma è un problema probabilmente anche superabile, nel senso, noi stiamo andando verso l'utilizzo di energie cosiddette pulite, rinnovabili, anche in questo caso per diciamo, avere quell'energia che serve per pompare l'acqua potremmo usare per esempio dei pannelli galleggianti, pannelli fotovoltaici galleggianti che ci danno l'energia necessaria per le pompe per poi pompare l'acqua e quindi ad impatto praticamente nullo. Ci sono tutta una serie diciamo, di casistiche che potrebbero darci una mano. Io dico, forse ci abbiamo pensato e ragionato anche troppo, è il momento magari di mettere giù qualche mattone per terra e costruire qualcosa di positivo da questo punto di vista. Quali sono gli ostacoli da abbattere per mettere per terra questi mattoni? Da dove si passa da una legge regionale, dai comuni, come sempre sappiamo che anche sul fotovoltaico siamo avantissimo, però dopo alla fine gli impianti non vengono autorizzati perché la burocrazia blocca tutto. Sì, da questo punto di vista le competenze per quanto riguarda le cave, la competenza è regionale, l'autorizzazione i cavatori l'hanno avuta dalla regione, che può legiferare da questo punto di vista è sempre la regione. Stiamo parlando praticamente, se non ci dovessero essere accordi tra privati e regione, consorzi per l'uso, la definizione di come usare queste cave, naturalmente si va in contenzioso e quindi i tempi si allungherebbero. È necessario
Da questo punto di vista ho sentito la disponibilità della Regione Veneto, penso che gli assessori competenti dall'agricoltura all'ambiente, in particolare all'ambiente in questo caso, siano disponibili a costruire una norma che vada in questa direzione, che agevoli i soggetti in campo ad incontrarsi e a mettere nero su bianco qualcosa di operativo. Si dice che c'è l'antipolitica, la gente lontana dalle politiche, ma non è vero, serve la politica in questi anni e servirà moltissimo avere un quadro d'insieme, un indirizzo politico generale per rendere omogenei gli interventi e dare al Veneto una forma più moderna e futura e futuristica, diciamo così, da tanti punti di vista. Già la legge sul suolo, sull'utilizzo del suolo, così ha fatto una buona parte del lavoro, però adesso bisogna continuare giustamente in questa direzione. Certamente sì, siamo in un momento particolare, io dico che siamo anche in un momento fortunato tra le varie disgrazie che abbiamo in questo momento, perché ci siamo fortunatamente resi conto delle necessità che abbiamo, la direzione che dobbiamo prendere ed è già qualcosa, ecco. Adesso bisogna anche agire di conseguenza. Ma guardi, stiamo vedendo delle immagini che se non si agisce adesso, voglio dire, l'anno scorso io mi ricordo che abbiamo trasmesso d'estate tante volte immagini e interviste di contadini che non hanno neanche avuto raccolti per alcuni seminati, non mi ricordo se fosse la soia o qualcosa di grano, così, però voglio dire, adesso sappiamo che aumenteranno molto la pasta e il pane, perché l'Ucraina, sappiamo cosa sta succedendo in giro per il mondo, non siamo autosufficienti, dipendiamo dagli altri, gli altri sono in crisi e noi cosa facciamo? Restiamo con il cerino in mano, purtroppo. Restiamo col cerino in mano, no. Nei momenti di emergenza l'Italia ha sempre dato il meglio di sé, anche se bisognerebbe pensare per tempo a questo tipo di cose, speriamo che questa dia un'accelerata. A me dispiace questo, noi siamo incredibili come capacità di iniziativa e lungimiranza, ma solo nel momento in cui andiamo in grossissima difficoltà. Ecco, bisognerebbe non avere la memoria corta come siamo abituati ad avere in Italia, nei momenti buoni ricordarci di guardare avanti e di prevenire le situazioni critiche che potrebbero presentarsi da un momento all'altro davanti a noi e prevenirle. Ricordo per esempio, noi parliamo dell'anno scorso come un'annata buona dal punto di vista della piovosità, ma dove in Veneto? Io da quel che ho sentito tutta la parte della Bassa Padovana e del Rodigino hanno avuto rarissime piogge e non sono riusciti a far raccolti. E anche quello va a incidere adesso nei prezzi. Ovviamente si scatena poi il problema. Senta un po', tanto per mettere un altro po' di buon umore ai nostri telespettatori, questa questione energetica che sta mettendo a capo anche i comuni che devono pagare delle bollette allucinanti, ovviamente per l'illuminazione pubblica, per le scuole, per le biblioteche, per tutto quello che ci va, insomma. Sembra che questi fondi del PNRR potrebbero essere dirottati per spesa corrente emergenziale. Vi preoccupa questo? A me sì, preoccupa questo perché dirottare quei fondi, e da quel che ho capito dal Ministro Cingolani, probabilmente non sono neppure sufficienti per affrontare l'emergenza che ci troveremo di fronte, vuol dire gli investimenti lasciarli da parte. Vuol dire perdere un treno incredibile. Purtroppo la coperta potrebbe essere corta, però io dico, lo Stato fino ad ora sul consumo di energia diciamo, ci ha guadagnato non poco con tutte le tasse, tassette, oneri di sistema e balle varie che sono... Ecco, forse è arrivato il momento in una situazione come questa, come hanno fatto e come stanno cercando di fare, ecco, di dare una mano a chi con l'energia ci vive oppure produce perlomeno quel che serve per mangiare. Sarebbe il minimo.
Ripeto, io sono fortemente preoccupato da questa, perché rischiamo di usare quei soldi per superare un momento critico e poi ritrovarci come se non fosse successo niente, ma senza aver ammodernato il paese. Ma assolutamente, io trovo che tra l'altro, siccome come lei ricordava c'erano anche i fondi del piano di sviluppo rurale che i veneti hanno usato largamente, quindi le imprese agricole del Veneto non sono quelle imprese energivore e idrivore, cioè, diciamo, perché io so che tanti hanno messo impianti ovviamente per usare la l'irrigazione, impianti per rendere sostenibili le aziende, cioè il Veneto si è abbastanza mosso in questa direzione, sì, perché veniamo sempre sgridati dall'Europa anche sul famoso piano 20-20-20 delle rinnovabili, sì, ma noi siamo arrivati, gli altri sono ancora anni luce dietro di noi, quindi il paese, diciamo anche le cose belle, questo è un paese che sta veramente tra quelli migliori del mondo da questo punto di vista. Da questo punto di vista onestamente siamo veramente, non dico i primi della classe, ma forse siamo lì, perché per quanto riguarda il 20% di raggiungimento della produzione di energia elettrica da solare, dal fotovoltaico e solare termico, l'abbiamo superato da un po'. La stessa cosa per quanto riguarda l'idroelettrico e l'eolico. Siamo ancora un po' in deficit per quanto riguarda la produzione di gas da fonti rinnovabili, però ci stiamo arrivando e basterebbe un piccolo, ecco, adesso forse si sta muovendo qualcosa che potrebbe anche dare una mano appunto all'agricoltura da questo punto di vista. E anche appunto per la preservazione della qualità delle acque è stato fatto veramente tanto, perché anche le imprese, insomma, siamo una delle zone più industrializzate del mondo, eppure sì, insomma ce la facciamo lo stesso. Il cosiddetto Veneto centrale, diciamo che è la zona è la zona manufatturiera più grande d'Europa, è più importante dal punto di vista dei volumi, comprese le imprese agricole, perché sappiamo quello che è successo col Prosecco, che avete fatto un sacco di polemiche per i diserbanti, cose di questo genere. Pensiamo tutta la pianura padana cos'è, e anche in quel senso insomma si fa. Ecco, vedremo prossimamente dal punto di vista dell'energia, ecco, mi sento anche di qui con voi di lanciare un po' un grido d'allarme per quel che riguarda i consorzi di bonifica, perché un terzo del Veneto è sotto il livello del mare. E deve essere pompata l'acqua per poterla diciamo, portare a mare. Certo. Andremo sotto fino quasi a Padova se spegnessimo le pompe e tutta una parte del Veneto che è quella più produttiva forse anche dal punto di vista diciamo, agricolo. Quindi? I consorzi di bonifica pagano la corrente elettrica, la bolletta, come fossero una civile casa di abitazione, quindi con tutti gli oneri conseguenti che ci appiccica sopra lo Stato. Di che cifra stiamo parlando? Pre e dopo aumento energetico? L'avete già stimato? Si è raddoppiata, almeno raddoppiata, ma con la prospettiva che aumenti ancora, almeno nel breve periodo. Ecco. Io spero che lo Stato dia un'occhiata anche a questo, perché lasciare che i consorzi di bonifica spendano queste cifre per l'energia elettrica vuol dire caricarle sulle spalle dei contribuenti, dei cittadini, perché il bilancio di un consorzio di bonifica è zero, non fa profitti, non fa niente, però quel che ha di costi lo deve caricare diciamo, sul contribuente. Ma è veramente una situazione in cui si morde la coda il famoso cane, sì, proprio esatto. È la tempesta perfetta, come qualcuno l'ha definita, tempesta che però non fa piovere una goccia dalle nostre parti. Almeno facesse piovere. Almeno facesse piovere, si dice, qualche problema in meno ce l'avremo. Allora, non possiamo neanche consolarci con la famosa triviale frase piove governo ladro. Senta, al di là delle battute, il tema è grosso, è importante ed è difficile, perché una parte, leggevo un'intervista a un glaciologo che faceva risalire anche questa situazione climatica per quanto riguarda le nostre regioni, anche alla riduzione dei ghiacciai che senz'altro contribuisce anche avrà sicuramente innescato un qualche cambiamento anche climatico nelle zone di montagna, perché ovviamente essendoci
meno freddo, meno ghiaccio per meno tempo, qualcosa cambia. Sì, sicuramente sì. Il clima, sappiamo, si muove con scontri di masse d'aria fredda e calda, insomma quello è il principio generale che muove la pioggia. Mi sa che abbiamo finito il tempo. Presidente Francesco Cazzaro, grazie, ci ha dato un quadro veramente chiaro di quello che sta succedendo un po' in tutto il Veneto. Speriamo che piova, speriamo che ci ascoltino tutti quelli che ci dovevano ascoltare questa mattina. Ne abbiamo dette diverse cose. Grazie. Grazie a lei. Grazie a voi per averci seguito, buona giornata, Grazie arrivederci. Arrivederci.